Buonasera ragazzi e forza Napoli, mo ci andiamo a poker, mamma mia che Napoli, già con l'Udinese perché il video non l'avevo fatto con l'Udinese perché poco mi sentivo bene, come in molti avete visto, se avete visto, mi è preso nella notte della partita la forte colica renale, quindi poco stavo bene, ma si va molto meglio, facendo le varie cure si va molto meglio. Voglio, si va a poker, si va a poker, però quello che dicono, ma vuole che stufa tende e Garcia, ma resta sentore. Veramente, vedi, secondo me stufa tendoni Garcia, secondo me ma sentore. E sapete perché? Perché io a parte gli altri, capisco Arabi, capisco tutto, capisco che abbiamo fatto delle partite orrende, però io a Garcia, se vi ricordate, andate a guardare i video precedenti, gli avevo dato altre 3 partite, 3. Uno sa fumato, nata, mi pare che pareggiava, però non mi convinse tanto. E l'ultima è agito 2/3 partite gli voglio dare. Parop se ne dai a fanculo. C'è un video che ho fatto. Dico 2/3 partite. C'è proprio un video, voglio. Perché io sono sempre una persona coerente. Quello che dico, così lo ripeto. Io ho detto 2-3 partite. Voglio. La terza partita, la terza perché 2 si è bruciato. E la terza partita era quella là con l'Udinese e abbiamo fatto poker. Mo' tremate che stiamo arrivando, tremate che stiamo arrivando. Mo' è tornata la condizione fisica, è tornata perché per me si è fatta una preparazione atletica molto ma molto pesante, perché i ragazzi si vedevano palesemente che stavano sulle gambe, ma poi pure mentalmente, ma a prescindere la discussione di chi l'uomo in merda e Osimhen, perché per me rimane tale, gioca, segna, non vuole esultare con i tifosi, non ci passa manca po' cazzo, scusate del termine, basta che tu, perché io visto che amo la maglia, basta che tu esulti con i compagni, li abbracci, non fai discussione, non fai tanta uomo, perché a me quello che mi interessa, non sei tu, è il globale della squadra, è l'insieme, non sei tu, perché tu indossi la maglia che io amo, quindi stai facendo bene, ok, non stai facendo discussione oppure stai creando casino, va benissimo, mi complimento con te e ti apprezzo su questo, per carità, ti apprezzo. Oh, chi l'ha durato là? No, per me se non mi merda chi l'ha durato là. Già abbiamo parlato, già ho detto in un mio video. Quindi fino a quando? Fino a questo ci siamo, non me ne frega proprio. Basta che tu giochi per la squadra. Poi che tu esulti con i tifosi, vai a esultare. O non esulti, a me non mi passa manco po'. Già l'ho detto prima, quindi non voglio ripetermi perché mi seguono molto i bambini. Difesa, che c'ho da dire questa difesa? Ottima difesa, per me basta che non gioca Juan Jesus, basta che non gioca titolare Juan Jesus, stiamo proprio a posto, e secondo me Juan Jesus titolare non giocherà più, per me. Poi se giocherà Juan Jesus titolare allora cominciamo a criticare un po' a Garcia, ma non penso, perché comunque Nathan e Ostricat, che oggi ha segnato pure di testa, e mi sembra che non è la prima volta, mi sembra che ha fatto già, pure l'anno scorso segnò, se non erro, correggetemi se sbaglio. Quindi, buona sta difesa. In 2 partite mi pare che mi ha pigliato un gol, 4-1, là, vabbè, ma là è stato veramente un bello gol dell'Udinese che si è scartato quasi tutto quanto e quindi ha buttato la palla. Là ci voleva uno che 1, 2, 3, buttava in terra prima dell'altro, fermo da capo. Non è stato così, ha fatto un gol, un gran bel gol.
quindi abbiamo preso un gol e ne abbiamo fatto 8 da 2 partite. Il Napoli è tornato, sì, si può dire che il Napoli è tornato. Sto vedendo un Napoli di Spalletti. Sì, Lobotka a centrocampo, bello sistemato, che gioca tra le linee, Anguissa pure lui, tutti bene. Questa partita di oggi è entrato Gaetano, come è entrato, ha fatto gol e più ha procurato i rigori. Ostigaard ha segnato, come vi ho detto, Osimhen come è entrato nel secondo tempo ha segnato. A me questo mi interessa. A me mi interessa che tu fai il bene della squadra. Poi sta a me non mi passa manco po' bippe che può fare. Perché quando ha finito questo campionato voleva nanzo cazzo, dai da nanzo cazzo. Ma non me ne fotto proprio te. E quando segni io esulterò come un pazzo. Sì, perché stai giocando con la maglia che io amo. Quindi è inutile che mo dici dai, però quando segno Osimhen, è certo, chi li indossa la maglia che io amo, è certo. Io parlo adesso del suo comportamento, con schifo che per me non mi mette. Nel campo si sta comportando bene, sempre applausi, sempre, perché se li merita avrà l'applauso, ma per quello che ha fatto, per me non mi mette, stop. Quella è un'altra cosa, non confondiamo le due cose. È come ho fatto lo signorino di Reggio. Quando segnava, io esultavo, sì, ma non esultavo così, esultavo perché ha segnato un altro. A differenza però, lo signorino G, dove campo li fa pure lo scemo, chi sto qua? Lo scemo ha fatto, però nel campo si sta comportando bene. E a me questo interessa, solo ed esclusivamente questo. Con l'Udinese, sinceramente, avevamo detto là, l'Udinese ha difesa più scarsa che sta che là. Vabbè, abbiamo vinto 4-1. Perché dice, però di fronte avevamo l'Udinese, ok. Ma teniamo Lecce. In Lecce vi ricordo che prima di mercoledì con l'Inter non avevi perso una partita, avevi vinto, mi pare, 5 partite di fila se non erro. O 4, non mi ricordo. Comunque, parliamoci chiaro. Quindi, ma adesso non è buono perché ha vinto no. Ha preparato perché stiamo tornando. Il Napoli è tornato. Ha girato, chissà, sì che lui fa tentone ma sentito. Ha girato 2/3 partite. Infatti lo scrissi pure sui commenti perché mi diceva se ne non serve. Ok, vabbè, io volevo dargli altre 2-3 partite e ci ho visto giusto. 2-3 partite, il Napoli è cambiato totalmente da Udinese, perché io sempre nei video l'ho detto col Bologna ho visto qualcosa di buono già da Bologna nonostante 0-0 e il rigore sbagliato. Avevo detto che Napoli aveva giocato primo e secondo tempo, ma lascia stare le occasioni che poche e non sfruttate, io rigore sbagliato, ok, però qualcosina di buono l'avevo visto. Va bene l'Udinese e non si è capito niente. Un Napoli di Spalletti, sì, questo è un Napoli che breve e Spalletti. Beh, passaggi di prima eccetera, ma che bago trovato. Sinceramente sono contentissimo. Ma adesso ovviamente dobbiamo vedere quando poi andremo a beccare quelle nelle prime 4-5 partite, tipo l'Inter, la Juve, o Milan, ok, si vede. Ma io adesso non valuto nemmeno tanto, come vi ho detto, prescindere l'avversario che c'è di fronte. No, io sto valutando la prestazione e la determinazione che hanno i ragazzi, la voglia e la condizione fisica che in questo momento, in queste 2 partite, li ho visti proprio al top. Siete d'accordo con me? Vabbè ragazzi, lasciate un like, iscrivetevi al canale per chi non l'ha fatto, perché qualcuno mi vede ma non si iscrive, dovete iscrivervi, e poi nei commenti che metto in evidenza ci sono le offerte di Che Calcio. Mi raccomando, andate anche sul sito là, c'è il mio video sponsor, vi raccomando, lasciate un like pure là e iscrivetevi al canale. Vabbè, vai tu, un bacione, forza Napoli sempre, perché tutto il resto calcisticamente parlando
e Munnezza e Sicchironi. Ecco Bippo che fa. Ciao, aiuto! E forza Napoli!